Fattibilità, costi, conseguenze dei vari progetti che si susseguono nell'infuocato dibattito sul futuro della crocieristica a Venezia non sono chiari, secondo il consigliere comunale del gruppo misto Renzo Scarpa, mentre la MSC Costa fa il suo rientro in laguna con lo scafo che mostra ancora i segni dell'incidente di 2 settimane fa nel canale della Giudecca. La soluzione sulle grandi navi a Venezia appare ancora lontana perché a mancare sono gli stessi presupposti, a partire, secondo Scarpa, dall'inquinamento che verrebbe prodotto dalla deviazione delle navi a Marghera, non più entrando dalla bocca di porto del Lido, ma da quella di Malamocco, attraversando poi il canale dei Petroli e quindi aumentando il percorso da 12 a 23 chilometri. Praticamente il doppio, calcolando che sono 500 navi e che i percorsi sono doppi, uno in entrata e uno in uscita, noi abbiamo calcolato, basta fare una moltiplicazione, la bellezza di 23.000 chilometri nave, ai quali si aggiungono quelli percorsi dai rimorchiatori quando verrà stabilito il percorso che faranno. Anche l'ipotesi di deviazione immediata sul canale Vittorio Emanuele III non è percorribile da subito, non solo perché nel corso degli anni il canale si è interrato e occorrerebbe scavarlo per renderlo più profondo e allargarlo almeno del 50%, ma soprattutto per i tanti impianti di servizi a rete che lo incrociano. Enel, che ha un cavo di alimentazione per l'energia elettrica, Terna, che ha a sua volta un cavo di energia elettrica che alimenta la cabina della Giudecca, e Snam, che ha delle condotte del gas. Insomma, secondo i consiglieri del gruppo misto, si parla troppo spesso senza cognizione di causa. Non hanno ancora studiato le varie problematiche, non si sanno, e ribadisco ancora una volta, quali sono i costi, quante tonnellate sono da portare via, che tipologia di inquinamento. Non per ultima, incognita acqua alta. Quanto inciderebbe l'allargamento e l'approfondimento del canale Vittorio Emanuele III? Oltretutto una decisione sulle grandi navi Cafarsetti l'ha già presa nel 2012. Nel PAT, nel piano di assetto del territorio, il Consiglio Comunale ha scritto che le navi incompatibili con la laguna devono uscire dalla laguna.